www.containerradio.it. Carissimi amici, ben ritrovati qui con Container Radio al Teatro Ristori. Abbiamo un graditissimo ritorno ai nostri microfoni Container Radio e siamo con Moreno. Ben ritrovato Moreno. Grazie mille, ciao a tutti. Allora Moreno, oggi siamo al Premio Beatrice, quindi io ti chiedo subito cosa vuol dire per te oggi partecipare appunto al Premio Beatrice e quale messaggio vorresti dare alle persone in ascolto. Beh, sono molto contento di partecipare a una manifestazione del genere, perché comunque è una manifestazione che racchiude tante cose, ci sono tanti artisti, è una manifestazione che va a toccare temi importanti, c'è della solidarietà e come anche membro della Nazionale Cantanti facciamo tante di queste manifestazioni, a volte calcistiche, a volte canore. Vengo da Genova dove in questo periodo è stata colpita da una bruttissima tragedia, quindi diciamo che sono molto più anche aperto anche a voler andare in determinate manifestazioni, perché poi è brutto dirlo ma ci sarà poi anche il bisogno di aiutare anche Genova, quindi sicuramente avere un testimonial come me che va in giro per tutte le città. Adesso abbiamo a Empoli una partita, oggi c'è Verona per la manifestazione del Premio Beatrice, e fra le tante cose che faremo diciamo che una mano lava l'altra, si diceva, e quindi visto che c'è bisogno del supporto di tutti e se più riusciamo ad essere uniti è importante, quindi diciamo che sono qui anche per questo e soprattutto anche per passare una bellissima serata in compagnia di tutti i veronesi e non. Assolutamente. Beh, noi in questi anni ci siamo incontrati diverse volte proprio per serate di solidarietà, quindi è importante averti qui questa sera al Premio Beatrice. Quest'estate, parlando di musica, ti abbiamo sentito in radio con Veri Caldo, il tuo nuovo singolo, un brano forte, di forte impatto emotivo. Sarà il preludio di un nuovo lavoro discografico? Ma diciamo che Veri Caldo in realtà io più che un vero e proprio singolo l'ho calcolato un freestyle, un qualcosa diciamo di scansonato, vedendo adesso le sonorità delle nuove generazioni, che è uscito ormai fuori questo trap, questa trap così diciamo imminente. Volevo anch'io misurarmi e vedere se in freestyle con l'autotune ero in grado di poter diciamo ripetere quello che io attualmente sto sentendo in radio, e non disdegno, era soltanto mettermi anche a me alla prova. Naturalmente facendo uscire quello dopo Scritto nel cielo, che fu il mio ultimo singolo invece attaccato al mio ultimo disco Slogan, e poteva sembrare un nuovo singolo. In realtà era soltanto la voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e poter dare un titolo al mio tour estivo, che diciamo Veri Caldo era perfetto per dire Veri Caldo tour estivo. Che con oggi diciamo che si può concludere la parte estiva e partiremo con la parte invernale. Vi consiglio anche di andarvi a sentire il remix che hanno fatto Jack Mazzoni e Paolo Noyes di Radio 105, che è anche bello da ballare con una cassa dritta, che è Veri Caldo remix. Quindi con Veri Caldo, da quello che ho capito, riscalderai anche la stagione fredda, diciamo. Ci mancherebbe, non potrò riscaldare anche stasera l'atmosfera del Teatro Beatrice, ho paura che prende fuoco, però diciamo che se andate su Spotify potete sentire che cosa ho combinato stasera. Diciamo che farò vedere un pochino tutte le sfaccettature di Moreno, dal pezzo con Fiorella Mannoia al mio singolo Un giorno di festa, perché comunque oggi è un giorno di festa, anche il freestyle, che è anche un momento di improvvisazione e di show, quindi faremo vedere tante sfaccettature. Ultima cosa, tanti saluti per Container Radio, ci vanno ad ascoltare il singolo. Io saluto tutti gli amici di Container Radio da Moreno, tanto sono certo che ci rivedremo, e mi raccomando continuate ad essere veri caldi. Ciao. Moreno, non lo sapevi, veri caldo. www.containerradio.it